questo magnifico, straordinario movimento politico. Le ho passate tutte, le belle stagioni e le brutte stagioni, ma sempre con la passione, l'orgoglio di essere leghista che non mi ha mai abbandonato anche nei momenti difficili, come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Voglio dirlo subito, avevo segnato di dirlo alla fine ma lo dico subito: patti chiari, amicizia lunga. Non me l'ha ordinato il medico di fare il segretario federale, anzi, so bene cosa vuol dire fare il segretario federale in un movimento vivo di tanti straordinari militanti, di tantissime sezioni. Vuol dire farsi un mazzo così, correre ovunque, ascoltare tutti. Non me l'ha ordinato il medico, anzi il medico mi ha detto di non farlo, mi ha consigliato di non farlo. Ma io lo faccio se il congresso mi eleggerà e garantisco lo stesso impegno che ho messo negli ultimi 3 anni nella lotta alla mafia, il 150%. Lo voglio fare perché credo nella Lega. Lo voglio fare perché voglio riportare la Lega, la nostra grande Lega, la nostra famiglia, ai successi che abbiamo vissuto in questi anni. Lo voglio fare come deve essere fatto questo ruolo da segretario federale, come prevede lo statuto, senza tutele, senza commissariamenti, senza ombre, con il coinvolgimento di tutti. Il Consiglio federale in primo luogo, i militanti, le sezioni. Farlo bene vuol dire poterlo fare e io ho intenzione di farlo così come è scritto nello statuto. Da candidato segretario voglio indicare quello che penso, quello che per me deve essere l'azione futura della Lega. Non della nuova Lega, come qualcuno ha detto, oggi non c'è la nuova Lega, oggi parte la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Voglio dire qual è la mia visione del progetto strategico, della strategia da seguire, delle cose concrete da fare. Ho sentito tanti interventi ieri e oggi, belli, appassionati, che parlavano al cuore, che parlavano all'identità, ai leghisti, all'orgoglio. Bene, è vero, è importantissimo, è fondamentale, ma non basta. Dobbiamo tornare a parlare alla gente di cose concrete, di problemi concreti, perché questa è la politica, indicare le soluzioni ai problemi, a chi ha perso il lavoro, a chi non ha soldi per mandare avanti l'impresa, a chi non è più sicuro a casa sua. Questo è prima il Nord, uno slogan che abbiamo voluto, che ho voluto oggi, in aggiunta a quello di ieri. Ieri era per l'Europa dei popoli. Non c'è contraddizione neanche tra Nord e Padania. Chi usa strumentalmente questi termini fa il male della Lega e io vorrei davvero che da domani si ricominciasse a lavorare tutti insieme. Chi è qui per lavorare, per mettere a disposizione le sue capacità, giovane o anziano che sia, sarà benvenuto nella Lega di cui sarò segretario. Chi è qui per chiacchierare a gambero se ne può andare a partire da domani mattina. Cerco di vincere l'emozione che sento davvero
perché io sono fondamentalmente uno timido che vince la sua timidezza, ma vedere questo straordinario spettacolo davanti mi crea davvero una forte emozione. Vi voglio davvero ringraziare tutti per essere qua oggi. Sono commosso. Abbiamo passato momenti duri, difficili. Non sarà facile recuperare la fiducia dei cittadini, in chi ci ha votato e che non ci vota più, perché considera la Lega uguale agli altri partiti. Non sarà facile, ma non è impossibile, anzi io ci credo. Io sono qui perché ci credo e voglio che la Lega torni ad essere la Lega Nord, la potentissima, come è stata negli ultimi decenni. Ci credo perché la Lega ha fatto sempre l'analisi giusta, è sempre stata lucida nel vedere, nel capire prima che cosa sarebbe avvenuto. Noi siamo qui oggi e ripartiamo da qui con grande forza perché le nostre analisi sono state giuste su quello che sarebbe successo anni fa e che si sta oggi puntualmente verificando. Il progetto quindi, l'indipendenza della Padania, non cambia. Questo è il progetto della Lega. Ho letto da qualche parte che con l'avvento di Maroni si sarebbe modificato l'articolo 1. Cazzate, questo rimane l'articolo 1 della Lega e finché ci sarò io non si toccherà. Il progetto non cambia. La Padania come regione d'Europa. Questa Europa è in crisi, non risolve i problemi, perché è fatta da organismi che stanno morendo, gli stati nazionali non sono in grado di affrontare la crisi economica, non sono in grado di dare risposte, i singoli stati, non è in grado l'Europa, perché questa organizzazione europea, l'Unione Europea con gli Stati nazionali ha finito il suo ciclo vitale. I cicli in politica e nella vita hanno un inizio, una durata e una fine. È finito il ciclo dell'Europa degli Stati-nazione. Sono finiti o stanno per morire gli Stati-nazione. Noi questo lo diciamo da tempo e oggi possiamo verificarlo. Queste comparsate che i 27 fanno a Bruxelles, quella dell'altro giorno, sono comparsate buone per la stampa, ma sono degli imbrogli. Qual è il fondo che è stato creato per aiutare l'Italia? Un fondo a cui l'Italia dà 20 miliardi di euro e se ne va bene ne riceve 8. Ma siamo masochisti, ma teniamoceli noi 20 miliardi. Se questa è l'Europa, è meglio star fuori da questa Europa. La crisi dello Stato-nazione è il presupposto perché nasca l'Europa delle regioni, o come abbiamo scritto ieri, l'Europa dei popoli. Sono due varianti che i leghisti conoscono bene. L'Europa delle regioni ha un tessuto, ciò che le tiene insieme, di carattere socio-economico, la stessa economia, la stessa struttura sociale, gli stessi valori, le stesse radici, una cultura secolare. L'Europa dei popoli, le regioni che si basano più sul carattere etnico, una stessa lingua, come la Catalogna, come la Baviera. Noi non facciamo differenze. Noi pensiamo che la Padania è una grande macro regione che tiene insieme regioni diverse, popoli diversi, culture diverse, lingue diverse, ma che può stare insieme. È la più grande e più importante e sarà
la più grande e la più importante macro regione, nella nuova Europa delle regioni e dei popoli, l'Europa in cui noi crediamo. Anche qui voglio sfatare un luogo comune. Vedete, Albert Einstein diceva: è più facile scindere un atomo che battere un pregiudizio. Sulla Lega di pregiudizi ne sono fioriti a centinaia in tutti questi anni, sono stati argomenti usati strumentalmente e pretestualmente contro di noi per cercare di danneggiarci, per farci passare come degli imbecilli, come gente che non sa neanche leggere, che non sa parlare, che bofonchia, gente senza cultura, tutti pregiudizi che sono serviti solo a rafforzare in noi la rabbia contro questo sistema e la voglia di vincere. Uno di questi pregiudizi è che la Lega è contro l'Europa, la Lega è anti-europeista. Non è così. Noi abbiamo denunciato da subito che questa Europa non funzionava. Noi abbiamo denunciato da subito i danni che l'euro avrebbe fatto. È stato introdotto in Italia solo per ragioni politiche, per evitare che il Nord facesse la secessione allora, quando c'erano gli elementi per farla. La secessione di fatto, le nostre imprese, il mondo dell'economia. Una secessione che poi c'è stata e continua a esserci, lo sa bene Luca Zaia, quando vede le imprese del Veneto che chiudono e vanno in Slovenia o in Carinzia. Che cos'è se non una secessione di fatto? Ma è la secessione che danneggia il Nord, non quella utile. Allora c'erano le condizioni per farla e l'entrata nell'euro è stata fatta per impedire che la Padania potesse alzare la voce. L'abbiamo denunciato a suo tempo e oggi si sta verificando questa profezia della Lega. Mi è parso veramente singolare, mi sono anche un po' divertito a leggere qualche giorno fa in prima pagina del Corriere della Sera, non della Padania, il fondo di un giornalista che tutto è tranne che leghista, Angelo Panebianco, che scriveva: dopo 150 anni di unità il fallimento dello Stato nazionale italiano è evidente. L'ha scritto il Corriere della Sera. Se siete d'accordo vorrei mandare la tessera della Lega Honoris Causa. La frattura nord-sud è più forte che mai, continua. Se verrà meno il vincolo europeo, l'euro, quanto tempo passerà prima che il conflitto territoriale esploda in forme incontrollabili? La conclusione di Panebianco è: condivido l'analisi, ma è opposta alla nostra. Lui dice quindi: rimaniamo nell'euro a tutti i costi perché questo salvaguardia l'unità nazionale. Io dico che questa non è la risposta giusta. Noi non siamo contro l'Europa, noi non siamo contro l'euro, a condizione che, come ha scritto un altro giornale negli stessi giorni, si possa creare una nuova Europa con le regioni che nell'euro ci stanno, cioè la Padania e le altre regioni della Mitteleuropa. Noi apparteniamo a questa regione, a questa area, per cultura, per tradizioni, per carattere, per la società. Non abbiamo niente a che fare con le altre regioni. Noi siamo disponibili e lo diciamo a Roma, al Parlamento e al Governo, e lo diciamo a Bruxelles, e lo diciamo alla Merkel, lo diciamo a tutti. Noi siamo disponibili a realizzare e a contribuire a questa nuova Europa, ma a questa condizione. Altrimenti è meglio uscire dal vincolo che ci tiene tutti costretti, altrimenti è meglio uscire dall'euro e poi succederà quello che deve succedere, ma ci libereremo dalle zavorre che abbiamo. Quali sono gli ostacoli? Se questo è
il progetto, la Padania come regione d'Europa. Quali sono gli ostacoli per arrivarci? Le abbiamo provate tutte. Io ho passato tutte le stagioni della Lega, dall'inizio fino all'ultimo. Le battaglie fatte, sono stato anche premier del governo provvisorio della Padania e per questo poi sono stato condannato, lo diceva prima Calderoli, ma per me è una medaglietta quella di essere stato condannato per aver cercato di difendere la sede della Lega dall'invasione di un magistrato che voleva solo mettere in galera un'idea, un progetto. E Napolitano era ministro dell'Interno, vero? Vediamo se siete preparati. C'è stato un solo grande ministro dell'Interno, come si chiamava? Quali sono gli ostacoli? Quali sono gli ostacoli? Abbiamo seguito tutte le strade. La secessione, l'autodeterminazione, lo strappo istituzionale con la straordinaria stagione dal 96 al 2001 dell'autodeterminazione, affermando un principio che è non solo nella Carta dei diritti dell'uomo, ma anche in una legge dello Stato italiano che garantisce l'autodeterminazione dei popoli. È una legge che è sempre stata negata dai governi italiani. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Abbiamo cercato poi di seguire una seconda strada, passando dalla via rivoluzionaria, spaccare tutto e dividerci, alla via della riforma costituzionale, alla via della riforma in Parlamento, alla collaborazione con altri partiti che tutto erano e sono tranne che federalisti, ma ci abbiamo provato in questi ultimi 10 anni. In entrambi i casi i risultati sono stati insoddisfacenti. Qualche risultato importante c'è stato, il federalismo fiscale, le battaglie sulla sicurezza che abbiamo fatto, che hanno dato il segnale che la Lega è attenta ai bisogni dei cittadini e si impegna come nessun altro si è mai impegnato. Ma sono stati risultati insoddisfacenti. Allora dobbiamo seguire una nuova strada, una nuova fase nella battaglia per arrivare all'indipendenza della Padania. E questa strada passa dal nord. La Lega deve riappropriarsi dei temi della questione settentrionale. Dobbiamo parlare di cose concrete, dobbiamo riportare l'azione politica della Lega sulle questioni che risolvono i problemi dei cittadini. Per farlo abbiamo strade, tante strade davanti, ma la più importante, quella che io vedo, è che passa attraverso l'utilizzo degli strumenti che abbiamo. Abbiamo tanti sindaci, abbiamo i governatori delle regioni. Dobbiamo fare in modo che loro diventino i nostri primi guerrieri in questa battaglia per affermare che la Lega è l'unica che dà e che può dare una risposta ai problemi del Nord. Ci sono altre esperienze simili in Europa. Io faccio riferimento per esempio a quello che succede in Baviera con la CSU. La CSU in Baviera è riuscita, con la concretezza dei suoi amministratori, dei suoi sindaci, dei suoi governatori, a diventare il partito egemone di quella regione. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. La Lega deve diventare il primo partito di tutte le regioni della Padania. Questo è l'obiettivo. Il territorio è la chiave.
del nostro successo. Questa nuova fase deve passare da qua. Io non voglio rincorrere Grillo sui grillini e sui grillismi. Noi abbiamo qualche cosa che lui non ha, anzi, che ha un sindaco e si vede il casino che sta facendo. Noi ne abbiamo tanti amministratori, utilizziamoli. Loro devono essere i nostri alfieri, non solo per governare bene, ma anche per fare le battaglie politiche. Io non vorrei più che fosse Monti a rappresentare la Padania in Europa. Mandiamoci i nostri 3 governatori delle regioni del nord d'ora in avanti. Facciamo fare a loro la battaglia in Europa. Il governo Monti è il vero nemico della Padania, non dimentichiamocelo. Le tasse, la tesoreria unica, l'attentato alle nostre amministrazioni e ai nostri sindaci disegnano un progetto che vuole annientare l'economia del nord e gli amministratori dei nostri comuni, portargli via i loro patrimoni, svendere le ricchezze accumulate dai nostri amministratori nel corso degli anni, e noi dobbiamo impedirglielo e glielo impediremo utilizzando questa straordinaria forza che ha la Lega, che sono i sindaci e i nostri governatori. Il territorio è la chiave, il territorio, riprendere il controllo dei nostri territori attraverso i sindaci guerrieri è la strada che io propongo e indico per far diventare la Lega il partito egemone del Nord. Noi dobbiamo prendere i voti e i consensi di tutti, quelli che hanno votato destra, quelli che hanno votato sinistra, quelli che hanno votato PDL o quello che è o quello che sarà. E se questa è la chiave, l'impegno della Lega d'ora in avanti sarà solo ed esclusivamente qua. Non ci interessa Roma, ho sentito Dozzo dire noi siamo pronti ad andarcene. Via da Roma può essere la strada, e se sarà la strada sarà via da Roma. Via da Roma vuol dire che il tema, il problema delle alleanze, ma chi se ne frega? Certamente non ci può essere nessuna alleanza con i partiti che sostengono il governo Monti. Via da Roma vuol dire via dalle poltrone romane, via! Via da Roma vuol dire fuori dalla RAI, fuori da questi posti di potere. Non ci hanno portato nulla. Ci hanno solo costretto a difenderci dall'accusa di essere lì per fare l'occupazione del potere. Via dai doppi incarichi, e questo deve valere soprattutto dentro la Lega. Non c'è tempo, non c'è possibilità di occuparsi di troppe cose. Un incarico è più che sufficiente. Abbiamo tantissimi ragazzi, ragazze, uomini, donne nella Lega capaci di fare qualunque cosa. Utilizziamoli, facciamo le scuole di formazione per loro, mandiamoli avanti, diamogli responsabilità. Questo è ciò che io voglio fare. La questione settentrionale lo voglio sottolineare prima di passare all'ultima parte del mio intervento, che è proprio sulla Lega, sulla nostra Lega, che cosa deve essere per me